Una buona giornata, buona domenica a tutti, bentrovati, prima edizione di Antenna 3, c'è davvero tanta cronaca da raccontarvi in questa giornata. Noi partiamo da un episodio avvenuto nella notte sull'altopiano di Asiago, siamo a Enego, e che sta destando davvero tante reazioni perché c'è stato un attentato incendiario contro l'abitazione di un giovane cronista che era già stato oggetto in passato di minacce. Si tratta di un giornalista, Adriano Cappellari, che ha da tempo iniziato a raccontare la situazione di Caivano, Napoli, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas sul posto i carabinieri di Enego, i vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose. Cappellari alcuni mesi fa aveva ricevuto lettere anonime con pesanti minacce, inviti a smettere di scrivere. Lui tra l'altro scrive sul quindicinale L'Altopiano, ma è anche collaboratore del Giornale di Vicenza. Anche in questa circostanza gli autori del gesto hanno lasciato una lettera con all'interno alcune foto, probabilmente come quelle già ricevute dalla vittima, che lo ritraggono con una X e ulteriori minacce. Una X, una croce. Sarebbe stata una sola persona a compiere l'attentato incendiario la scorsa notte contro l'abitazione del cronista. Il sito del periodico riporta che le telecamere di sorveglianza privata intorno alle 23:30 di ieri avrebbero rilevato la presenza di un uomo a volto coperto entrato nella zona pochi secondi prima dell'esplosione e del fuoco che poi ha interessato non solo l'abitazione di Cappellari ma anche quelle vicine. Sul sito del Giornale di Vicenza, chiedo cortesemente alla regia di inquadrarlo, c'è anche un video che vediamo se riesco a mostrarvi, eccolo qua. Dopo la pubblicità, come sempre, aspettate di qualche secondo regia che vediamo se parte, vediamo un po', eccolo qua, vabbè, lo vediamo dopo. Intanto andiamo a sentire l'intervista al sindaco Frison, il sindaco di Enego, che ha espresso ancora una volta solidarietà e vicinanza a Cappellari e soprattutto l'indignazione dell'intera comunità. Ancora colpiti e sbigottiti per quanto accaduto stanotte nella casa del nostro Adriano Cappellari, un bravissimo giovane che si è sempre dato da fare all'interno della comunità, le ha proloco il tavolo della legalità, molteplici le iniziative che è riuscito a portare avanti seppur la sua giovane età. Sbigottiti ancora anche per quanto riguarda i danni recati alle case di terzi, ma soprattutto la paura di Adriano e della sua famiglia. Un gesto deplorevole che dobbiamo condannare come comunità, ma anche a livelli più alti della nostra comunità. Un gesto che ci porta ancora coi piedi per terra quanto difficile sia dire la verità e soprattutto combattere per quello che si crede sia giusto, e quante persone ignoranti e ignobili ci sono al mondo che cercano di zittire chi è libero. Ecco così il sindaco Frison. Allora andiamo a vedere questo video, regia, del Giornale di Vicenza, che mostra appunto proprio le azioni successive al fuoco che è divampato per queste bottigliette esplosive lanciate contro l'abitazione di Adriano Cappellari, che ha ricevuto in queste ore, sta ricevendo la solidarietà di istituzioni e non solo, dal presidente della Camera Fontana, che ha parlato di vile intimidazione esprimendo la sua solidarietà, a Luca Zaia contro il cronista vicentino, un atto vile e gravissimo. Lo stesso Ordine dei giornalisti del Veneto che ha espresso solidarietà e sottolineato che purtroppo non esistono luoghi immuni dalla violenza. Questo per ora quello che vi possiamo dire sull'attentato ad Adriano Cappellari. Ci torneremo più tardi. Allora andiamo invece sul sito del Gazzettino che ci dà conto di un fatto di cronaca gravissimo accaduto alle 9 di questa mattina. Siamo nel veneziano, a Teglio Veneto, ai confini con il Friuli Venezia Giulia. Esplosione fa crollare una casa, c'è un morto, c'è anche un ferito. L'ipotesi è quella di una fuga di gas. Non appena naturalmente avremo ulteriori
immagini ve le mostreremo. Il Gazzettino pubblica la foto delle auto dei carabinieri davanti alla casa singola di questa famiglia, dove ha trovato la morte un 65enne che a quanto pare si era recato in garage. L'ipotesi iniziale è che ci sia stato un innesco tra l'attivazione del basculante del garage e questa bombola di gas che ha provocato questa esplosione, in cui purtroppo non c'è stato scampo per il 65enne. Indagano, come vedete, i carabinieri e anche su questo vedremo di darvi al più presto ulteriori aggiornamenti. Davvero un fatto sconvolgente, vedete anche i grandi danni provocati alla casa. Allora, torniamo alla cronaca dal Trevigiano adesso, perché si è aperta la discussione sulla proroga o meno della cosiddetta zona rossa tra la stazione via Roma Corso del Popolo. Gli episodi di violenza non hanno fine. Venerdì sera in Corso del Popolo, anche lì pieno cuore della zona rossa, siamo a 2 passi dal Teatro Comunale da Piazza Borsa, una decina di ragazzi si sono picchiati davanti ai passanti. Era sera, tarda sera, ma non orari impossibili, c'era ancora parecchia gente in città che tranquillamente camminava. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e poi naturalmente l'indomani la reazione anche dei commercianti della zona. E ho detto: Giulietta, cosa è successo? Tutti i vetri li ho trovati per terra. I cocci delle bottiglie spaccate dalla decina di giovani, alcuni anche minorenni, che se le sono date di santa ragione a tarda sera in Corso del Popolo. Zona rossa, ennesima scazzottata, pugni, calci, forse anche un coltello, prima ad arrivare una pattuglia della Guardia di Finanza che ha segnalato i responsabili alla procura. Tutti identificati, i giovani coinvolti nella rissa che segue di qualche giorno quelle avvenute tra Ponte San Martino e via Roma, tanto da far scappare i clienti dai plateatici. Oggi davvero lavorare è paura, perché se lavora quei soldi. Non era così. I guai se noi metti a posto le robe. Noi si fanno capire, signori, nessuna persone, perché hanno paura. Zona rossa introdotta dopo Pasqua, termine il 7 giugno. Per i commercianti strumento utile, anche se l'area, dicono, è comunque monitorata da vicino, ma il problema va oltre i controlli. Onestamente vedo sempre un bel controllo del territorio, non è che possiamo lamentarci. Non saprei trovare una soluzione, bisognerebbe andare tanto a monte e cercare di parlare con le famiglie, con le istituzioni per cercare di prevenire il problema, però più di così non è che saprei cos'altro consigliare. Non è che puoi blindare tutta una città, perché fai una zona rossa di qui, vanno a finire di là, dopo fai anche di là, vanno a finire dall'altra parte e non è più finita. Certamente i controlli vanno bene e dopo è da capire anche questa gente qui che viene presa e che fine fa, perché questi ragazzi qui c'è il problema dell'integrazione, chiamiamolo, se non sono italiani del disagio che hanno. E non è una cosa semplice comunque, perché diciamo la tra virgolette repressione non è che serve, cioè serve, ma non si può vivere solo di quella lì. D'altro canto, dice Turi, bisogna fare attenzione a non mettere paura tra i frequentatori del centro. La città vive della gente, per cui bisogna anche cercare di dare le informazioni calibrando un po' il tono, insomma, ecco, sapendo che comunque questa è una problematica che è di tutte le città. E come vi dicevo, il tema naturalmente della sospensione o della proroga della zona rossa torna in discussione. L'anno scorso si scelse di non mantenere questo dispositivo durante l'estate, ma le continue risse potrebbero questa volta spingere a decisioni differenti. Intanto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Ciamini lancia una provocazione. Come amministrazione comunale sappiamo benissimo tutti che in sinergia con il prefetto Custodi di Treviso sono già in atto la zona rossa e il DASPO urbano. Evidentemente queste restrizioni non servono e non bastano, perché se questi stranieri continuano a frequentare il nostro suolo pubblico nonostante un DASPO urbano, bisogna sicuramente fare di più. Neppure zona rossa e DASPO bastano. A lanciare la provocazione è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alberto Ciamini, non nuovo a slanci in avanti in tema di sicurezza. Di fronte al venerdì sera violento in Corso del Popolo, Ciamini parla di ennesimo sfregio alla città, e mentre la scadenza dei termini della zona rossa si avvicina e il tema ritorna in discussione, Ciamini va oltre. Se questi giovani delinquenti continuano a non pagarne le conseguenze, è giusto che a farne le spese siano le loro famiglie.
con espulsioni immediate, perché i cittadini residenti di Treviso hanno il diritto di sentirsi sicuri nella propria città. Lo strumento a disposizione al momento è però quello della zona rossa, applicato dopo Pasqua e in vigore per un'altra settimana. Nel 2025 si è scelto di sospendere il dispositivo per l'estate, ma è rispetto al quadro attuale, sottolinea il capogruppo dei meloniani Guido Bertolazzi, che andrà valutata un'eventuale proroga. La zona rossa, sono certo che il sindaco incontrerà il prefetto nei prossimi giorni e prenderanno la decisione opportuna se rinnovarla o meno, discutendo anche degli sviluppi della situazione. Sono fenomeni che non toccano ovviamente solo Treviso, l'abbiamo visto anche un paio di giorni fa a Milano. Io penso che ci sia un grosso problema legato comunque all'immigrazione. Sono le prime conseguenze di una politica migratoria folle che abbiamo vissuto nei governi di centro-sinistra da Monti in poi. Per le forze politiche di opposizione il problema è altrove e lo ribadiscono. Con l'istituzione della zona rossa, con la militarizzazione di alcune zone della nostra città, è effettivamente cambiata la sicurezza anche percepita dalle persone che attraversano e vivono la nostra città? Noi crediamo che ci siano delle altre scelte da poter percorrere, crediamo che chi ha il governo della città, della regione, del governo debba smetterla di incolpare altre parti per delle politiche che non hanno messo in campo in questi anni. Pensiamo che non ci si possa comparare con città come Milano. Noi siamo a Treviso, dobbiamo ragionare a Treviso, abbiamo la fortuna di vivere in una città che è a misura di uomo, di donna, di persona, di bambino, di bambine, e dobbiamo ragionare su questo concertando le associazioni del terzo settore che hanno già una forte capacità di creare rete, la fanno già nei nostri territori, dando loro spazi, permettendo loro di riempire le nostre piazze, perché è così che noi riusciamo ad indirizzare chi in questo momento non ha idea di cosa si possa fare in città. Noi siamo qui, dobbiamo essere qui per dare loro le opportunità per costruirsi. Anche perché ci sono reati che continuano a essere commessi da giovanissimi, davvero dei ragazzini. A Roncade una baby gang al parco, per l'ennesima volta tra l'altro in azione. Rapinati 2 quindicenni con la ragazzina che si è presa anche una testata. I frequentatori degli spazi pubblici sono preoccupati naturalmente, sarebbero utili, dicono, qualche telecamera in più e maggiori controlli, ma soprattutto concordano i residenti che abbiamo sentito, più sorveglianza da parte delle famiglie. Purtroppo la gioventù al giorno d'oggi è così, ti fa anche paura di uscire fuori di casa. Baby gang che rapina al parco 2 coetanei, una ragazzina di 15 anni e l'amico che era con lei per rubare loro il borsello e pochi spiccioli, quindi scappare. Hanno colpito la giovanissima con una testata, ma trattandosi dei soliti noti, ai carabinieri della stazione non c'è voluto molto per identificarli e rintracciarli, e la sera erano già in caserma. Parchi di Roncade ancora una volta teatro di episodi ben oltre il bullismo, dal campetto di basket alle rive del Musestre in via del Parco, dove si è consumata la rapina. I 2 minorenni, entrambi di seconda generazione, residenti nel comune, che nel frattempo si erano spostati da lì a Biancade, sono stati denunciati. Questi ragazzini che sono abbandonati, penso perché i genitori non so dove siano, usano la violenza come se fosse insomma cosa normale, preoccupa. Secondo me i genitori dovrebbero stare un po' più attenti, secondo me. Pomeriggio ci sono questi ragazzini che si mettono qua a giocare con le biciclette. 2 settimane fa ho portato del mangiare a delle papere e questi ragazzini erano qua con i monopattini che scherzavano, si tiravano i capelli, bestemmiavano, hanno lanciato bottiglie d'acqua dappertutto e l'età media era 12 anni. Quindi sì, questo un po' spaventa. C'è magari da tenere monitorata? Sicuramente, sì, sicuramente magari un passaggio in più delle forze dell'ordine sarebbe gradito. Ma il fenomeno, generalizzato nei piccoli centri come nelle città più grandi, interessa anche altre zone del comune, come testimonia questa residente di Musestre. Purtroppo dove abito io, di fronte c'è un parco, anche il parco della chiesa, diciamo, dove vedo cose bruttine anche lì, quindi... Tipo penso che spacciano anche. E altri giovani, ma siamo su un'età differenti, dovranno rispondere di rapina in concorso dopo aver adescato e aggredito un 29enne bellunese al parco di San Vito a Bassano del Grappa. La violenza filmata con il cellulare.
Hanno attirato un 29enne bellunese nel parco intitolato a Gino Pistorello a San Vito di Bassano con la scusa di incontrare una fantomatica donna, ma quando il giovane è arrivato lo hanno circondato e aggredito con una violenza inaudita, calci, pugni, fratturandogli il setto nasale e la mascella per poi rubargli tutto quello che aveva e minacciarlo se avesse parlato. Non contenti hanno filmato la scena cruenta con un telefono cellulare ed è qui che i 4 soggetti, 2 residenti a Mussolente, gli altri 2, uno a Sedico, l'altro a Longarone nel Bellunese, si sono traditi. Sì, perché i carabinieri sono risaliti a loro proprio visionando quei video salvati nel telefono di uno del gruppetto, 19 anni di Mussolente, che era stato arrestato per rapina aggravata con lesioni per un episodio che l'aveva visto agire assieme alla sorella. Proprio in quell'occasione i militari avevano sequestrato il cellulare del misquilese, trovandovi dentro il video risalente a un mese prima, riuscendo così a identificare la banda. Per tutti e 4 è scattata la denuncia per rapina in concorso. Il 23enne di Longarone è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale perché non voleva consegnare ai carabinieri il suo telefono, mentre l'altro giovane di Mussolente, 18 anni, deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio perché trovato con quasi mezzo etto di hashish in casa. L'ennesimo episodio di violenza con protagonisti giovani che preoccupa. Assistiamo ad un impoverimento del rispetto dell'altro, del senso di responsabilità e assistiamo a una spettacolarizzazione della violenza. Ragazzi così giovani che arrivano a compiere atti di questo tipo e addirittura a filmarli. È una cosa grave perché probabilmente continuano a sentirsi anche impuniti, mentre ora, come abbiamo visto, la giustizia sta facendo il suo corso. Però mi chiedo anche cosa in più possiamo fare noi come istituzioni assieme alle famiglie. E poi c'è il fenomeno dei furti, vi leggo una notizia appena battuta dalle agenzie, un episodio gravissimo, un tentativo di furto si tramuta in rapina col proprietario di casa che rimane ferito con delle coltellate. L'episodio è accaduto nella notte a Cassola, siamo nel Vicentino, diciamo nel comprensorio bassanese. L'uomo, un 62enne, secondo le prime ricostruzioni ha sorpreso i malviventi entrati in casa per compiere un furto, da cui è nata una colluttazione con i banditi che prima hanno aggredito la vittima a pugni, poi lo hanno fatto con alcuni colpi di lama alla testa e si sono dati alla fuga col 62enne che ha chiamato i soccorsi. Medicato al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano è stato poi dimesso. Davvero un episodio gravissimo. C'è anche la cronaca dalle strade che ci riportano le agenzie. Un uomo, Marco Furini, 34 anni, di Castelmassa in provincia di Rovigo, è morto in un incidente avvenuto la scorsa notte in comune di Calto, dove l'automobile di cui era alla guida è uscita di strada. A causa della violenta dinamica dell'incidente la vittima è stata sbalzata dall'auto e il decesso è stato all'istante. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del SUEM 118, col sindaco che ha espresso il proprio cordoglio di fronte a una perdita così prematura. Le parole faticano a esprimere il dolore che accomuna tutti noi. Dolore, e chiederei cortesemente alla regia di inquadrare l'home page del Mattino di Padova, che purtroppo colpisce anche questa famiglia. Matteo, 19 anni, muore 4 giorni dopo l'incidente in moto. Dramma a Piove di Sacco. Ci spostiamo dunque nel Padovano. Il ragazzo era rimasto coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio lungo la statale 516 proprio a Piove di Sacco. Matteo Crepaldi era uno studente di Codevigo. Questa dunque la cronaca. Allora restiamo a Padova cambiando totalmente pagina, perché ieri è stata la giornata del Pride, tra rivendicazioni dei diritti nel territorio e anche uno sguardo un po' più ampio a ciò che le persone LGBT affrontano nel mondo.
Il Padova Pride apre una stagione che per noi è importantissima e si apre proprio qui, che è stata la città che ci ha viste protagoniste di una lotta fra le più dure degli ultimi anni e che però ci ha viste vincere, perché noi sapevamo di essere dalla parte giusta della storia, lo sapeva il sindaco Giordani quando ha riconosciuto i nostri figli e le nostre figlie alla nascita. Sappiamo anche però che ci sono ancora moltissimi passi che dobbiamo fare ed è per questo che è importantissimo essere qui oggi per continuare a ribadire le nostre rivendicazioni finché non avremo ottenuto tutti i diritti che ancora ci mancano. I diritti sono come il sole, quando noi ci abbronziamo non stiamo togliendo niente a nessun altro e è proprio questa la bellezza delle rivendicazioni politiche così ampie e così condivise. Capiamo che l'intersezionalità e l'importanza di essere tutte e tutti riconosciuti dalla legge è fondamentale per creare una società più inclusiva, più giusta, più sicura anche per il futuro, soprattutto per il futuro, per le nostre figlie e i nostri figli. Per le famiglie dei papà è ancora più difficile avere un riconoscimento in Italia. Beh sì, soprattutto anche da quando hanno fatto le leggi Varchi per adesso è tutto uno stop. Innanzitutto adesso non si potrebbe fare una famiglia di papà perché è un reato universale. E dopo il discorso riconoscimento anche a livello amministrativo è tutto difficile. E quello che vorremmo noi è la parità di diritti, parità di doveri, perché alla fine io non sono esperto in materia, però quello che chiediamo e che dichiariamo è che siamo famiglie come tutti gli altri, né più né meno. Siamo qui per portare un corteo che possa invadere proprio come una tempesta tutta la città, ma in un modo rigenerativo e in un modo positivo appunto. Quest'anno i temi principali sono legati alle persone transgender, alle persone non binary. Abbiamo affrontato anche molti temi come quello delle guerre che sono in corso e riguardano anche le persone LGBTQIA+. Abbiamo affrontato il tema ecologico perché, come abbiamo visto in questi giorni, non c'è più tempo, è urgente e anche per organizzare manifestazioni di questo tipo servono nuove soluzioni, bisogna prepararsi al caldo e alle esigenze delle persone per mantenerle al sicuro e trattarle con cura. Il Comune anche quest'anno è presente alla Pride di Padova per chiedere al governo, ribadire l'importanza dei diritti civili a partire dal matrimonio ugualitario. Certo, sono 10 anni dalle unioni civili, è un anno dal riconoscimento delle mamme arcobaleno da parte della Corte Costituzionale. Oggi anche il Comune è in piazza convintamente con questa bellissima manifestazione per affermare che non arretriamo di un passo perché vogliamo tutto, vogliamo il matrimonio ugualitario, vogliamo una società dove si possa vivere liberamente, vogliamo i diritti per le persone trans, vogliamo l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. È il momento per l'Italia di andare avanti. Adesso andiamo alle immagini invece del nuovo avvistamento dell'esemplare di orso presente nell'area dell'altopiano di Asiago, 7 comuni. È stato scoperto la scorsa notte dalla Regione del Veneto dopo alcuni giorni nei quali non si erano registrate nuove segnalazioni, avvistamenti diretti o rilevamenti tramite fototrappole. L'uccisione di 2 capre nel territorio di Enego ha destato l'attenzione degli operatori della Polizia Provinciale di Vicenza e della Regione che hanno svolto un sopralluogo e raccolto elementi che portano a ritenere plausibile il coinvolgimento dell'orso già segnalato nei giorni scorsi. È stata installata per approfondimenti una fototrappola in prossimità della carcassa di una delle capre predate e l'area circostante è stata monitorata durante la notte e intorno alle 22:30 l'orso ha fatto ritorno sul posto entrando nel recinto e mangiando la carcassa dell'animale. Si tratta probabilmente del medesimo giovane maschio monitorato nelle scorse settimane. L'assessore regionale Dario Bond ha parlato di collaborazione dei cittadini fondamentale per consentire un monitoraggio efficace degli spostamenti di questo giovane maschio e per garantire una gestione corretta della situazione. È per la Regione un fenomeno sporadico e riconducibile principalmente agli spostamenti dei giovani maschi in dispersione provenienti da nuclei riproduttivi presenti nelle regioni limitrofe o nei territori confinanti. Raccomandiamo di mantenere comportamenti corretti nella gestione di rifiuti, fonti alimentari, animali domestici, strutture zootecniche, evitando di creare situazioni che possano attrarre la fauna selvatica in prossimità delle aree abitate. Questo dunque il nuovo avvistamento dell'orso sull'altopiano.
Queste erano le notizie, diciamo, della cronaca davvero delle ultime ore e della notte. Adesso facciamo un passo indietro e torniamo sull'omicidio di Porcia. Sapete che è stato portato in carcere il 49enne accusato di aver ucciso il suocero al termine della violenta lite di 2 giorni fa proprio a Porcia. Da una parte la vittima intervenuta per difendere la figlia, dall'altra l'ex compagno della donna che sostiene di aver agito per legittima difesa. Tutta la comunità naturalmente è in lutto, il vicino sotto shock, afferma ai nostri microfoni, era in una pozza di sangue, siamo tutti sconvolti. Nel frattempo spuntano maltrattamenti pregressi da parte del presunto killer. Ormai era morto. Poi penso a me che sta morto, perché erano già 2 che facevano l'aspirazione. Non sono da fuori dai cancelli. Lui era la colonna là intera. Ai nostri microfoni la voce di un vicino di casa, testimone oculare diretto del corpo esanime a terra poco dopo che si è consumato l'omicidio di Marius Adriano Robantu. Come mostrano le immagini realizzate dalla nostra troupe, ben visibili il giorno seguente le tracce di sangue presenti all'esterno dell'abitazione del vicino, sotto shock insieme a tutta la comunità di Porcia, che ha descritto la famiglia come apparentemente tranquilla e riservata, residente nel comune da ormai 7 anni. Una facciata, quella della villetta in via Zuccolo, dietro la quale si nascondeva un clima drammatico che nel pomeriggio di ieri è esploso nel sangue. Dopo l'omicidio del suocero, il 51enne Fabrizio Barberini, rimasto ferito in seguito alla colluttazione, era stato portato all'ospedale di Udine in codice giallo. Lì, nelle scorse ore, dopo essere stato dimesso, è stato raggiunto dalla polizia che gli ha notificato il fermo per reato di omicidio, seguito poi dalla convalida di arresto che avverrà in 48 ore. Mentre la polizia ha sequestrato le armi del delitto, una pietra e una bottiglia, Barberini è stato trasferito al carcere di Pordenone. Oggi l'attenzione del caso si è spostata anche nelle aule del tribunale, dove sono emersi i primi dettagli giudiziari e le indagini procedono a ritmo serrato. L'avvocato che tutela la famiglia della vittima, Laura Presot, raggiunta telefonicamente dalla nostra emittente, si è recata in tribunale per depositare i nominativi. Se da una parte la difesa e l'attuale avvocato dell'indagato Francesco Sinigoi del Foro di Velletri provano a percorrere la tesi della legittima difesa da parte dell'uomo durante la rissa, la procura scava a fondo. A pesare come un macigno sulla posizione di Barberini è infatti la seconda pesante accusa formale che gli viene contestata, quella di maltrattamenti in famiglia, un reato che delinea una lunga scia di violenze e vessazioni pregresse ai danni dell'ex compagna Andra, che secondo quanto appreso avrebbe preso la decisione di interrompere la relazione pur non avendo presentato ancora denuncia. La donna aveva cercato l'avvocato Presot proprio nella mattina di ieri per un appuntamento dedicato alla gestione dell'abitazione intestata al compagno, per poi disdire nel pomeriggio proprio prima che si consumasse la tragedia, infine richiamandola alla sera annunciando quanto accaduto. Scossa, affranta ma lucida, Andra al momento si è spostata in una struttura protetta insieme ai 3 figli minorenni presenti in casa al momento dell'accaduto. Nel frattempo l'immobile resta sotto sequestro per i rilievi della scientifica. Mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il movente dell'omicidio, Porcia piomba nel dolore e nell'amara consapevolezza del tragico finale che ha avuto la vicenda. Vi do intanto un aggiornamento sull'attentato incendiario, intimidatorio all'abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari. Siamo a Enego, sull'altopiano di Asiago, perché l'ANSA afferma che ci sarebbero minacce indirizzate anche alla Premier Giorgia Meloni, oltre che a Don Patriciello e alla vittima, nella lettera lasciata davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista, come detto, oggetto dell'attentato incendiario della scorsa notte. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime simili contenenti minacce e inviti a interrompere la sua attività, alcune accompagnate da fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli e ai soggetti raccontati, con accuse a Meloni e Patriciello. Sappiamo che è collaboratore del Giornale di Vicenza, del quindicinale locale L'Altopiano. 20 anni appena, Cappellari era salito alla ribalta della cronaca nazionale per il suo forte impegno per raccontare la complessa realtà di Caivano a Napoli.
Questo è l'aggiornamento, ma senza dubbio ne arriveranno altri nel corso della nostra diretta che vi daremo via via. Intanto torniamo su un altro caso che ha destato grande scalpore anche per gli esiti. Vi abbiamo parlato 2 giorni fa di un uomo, uno straniero abbandonato, sanguinante, vicino all'ospedale di Bassano del Grappa, un 56enne indiano ferito mentre lavorava senza regolare contratto e scaricato in strada dai titolari. Il dipendente irregolare rimane gravemente ferito, i titolari lo scaricano come un rifiuto sulla strada. Un episodio di una barbarie inaudita accaduto proprio a Bassano. Un uomo e una donna devono rispondere di omissione di soccorso e lesioni personali colpose in concorso. È stato risolto in breve tempo il giallo della persona trovata abbandonata e sanguinante in via Cadolfin vicino al San Bassiano, di cui vi abbiamo raccontato nei nostri TG. Si tratta di un 56enne di origine indiana residente in Campania, vittima di un serio infortunio mentre lavorava, senza alcun contratto, in un maneggio di Schiavon. L'uomo sarebbe caduto da 3 metri di altezza provocandosi fratture in diverse parti del corpo. I primi a soccorrerlo sono stati proprio i titolari dell'azienda agricola, 56 anni lui, 48 la compagna. Ma questi, data la sua condizione illecita, invece di chiamare il 118 l'hanno caricato in macchina e l'hanno abbandonato sanguinante vicino alla CMP Arena. Forse colta da rimorso, la donna ha utilizzato il telefono cellulare del ferito per chiamare il 112, fingendosi una passante. Il ferito è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente è tenuto sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. I militari, con non poca fatica, visto che il 56enne conosce a stento l'italiano, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e si sono mossi in collaborazione con i tecnici dello Spisal. All'interno dell'auto della coppia sono state rinvenute evidenti tracce ematiche lasciate dal 56enne sanguinante. Sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari degli indagati per verificarne il contenuto e raccogliere eventuali ulteriori elementi a loro carico. Il titolare del maneggio di Schiavon è stato anche sanzionato per aver impiegato un lavoratore subordinato straniero senza aver comunicato l'avvio del rapporto lavorativo e per non aver comunicato all'autorità di polizia di ospitare un cittadino extracomunitario. Invece ha avuto un esito fortunatamente felice e positivo l'episodio accaduto ad Altavilla Vicentina con un bambino di 1 anno che accidentalmente è rimasto chiuso in auto sotto il sole cocente di questi giorni. Provvidenziale il pronto intervento di 2 carabinieri che hanno permesso, come detto, il lieto fine di questa vicenda. La foto del lieto fine con tutti i protagonisti della vicenda che poteva invece avere un esito drammatico in via Firenze ad Altavilla Vicentina. Protagonista è il bimbo di circa 1 anno che per una serie di circostanze sfortunate era rimasto intrappolato nell'auto dei genitori sotto il sole rovente. La nonna con cui viaggiava il piccolo, dopo aver parcheggiato il mezzo, stava per far scendere il nipotino a cui aveva lasciato il telecomando della vettura. Il bimbo, dopo aver premuto alcuni tasti e inserito il blocco delle serrature, aveva fatto cadere sul pianale il telecomando, rendendo di fatto impossibile l'apertura del mezzo. Immediato è scattato l'allarme e provvidenziale la presenza di una gazzella dei carabinieri di Brendola che si trovava nelle immediate vicinanze. I 2 militari dell'equipaggio, in attesa dell'arrivo dei pompieri con l'attrezzatura adeguata, hanno fatto tutto il possibile per tentare di arieggiare il veicolo, pronti a spaccare il lunotto in caso di segni evidenti di malore del piccolo. La fessura nel finestrino, provocata dagli uomini dell'Arma, è stata infatti provvidenziale per i vigili del fuoco che hanno immediatamente sbloccato la portiera, salvando la vita al piccolo, che è stato infine affidato all'abbraccio dei genitori, comprensibilmente scossi per l'accaduto, ma riconoscenti ai militari per l'assistenza ricevuta che ha permesso il lieto fine della vicenda. Invece una giornata di ciclismo si è trasformata in tragedia a Piancavallo con un 74enne ciclista amatore padovano che è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre saliva per assistere al passaggio del Giro d'Italia. Doveva essere una giornata di festa per il grande ciclismo, ma la 20ª tappa del Giro d'Italia, da Gemona a Piancavallo, è stata segnata da una tragedia. Questa mattina, all'altezza dei ripetitori, un ciclista amatore di 74 anni, Resio Salvan, nato a Monselice in provincia di Padova e residente, è stato colto da un grave malore mentre affrontava la salita in attesa del passaggio della Corsa Rosa. Immediato l'intervento dei soccorsi. L'uomo è stato rianimato sul posto e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Pordenone in codice rosso.
Rosso. Nonostante i tentativi dei medici, è morto dopo il ricovero. Questo era annunciato come un weekend da bollino rosso, tra l'altro sulle strade, che si è trasformato in realtà in bollino giallo, quindi una situazione decisamente meno grave per via della scarsa incisività dei blocchi stradali in Austria. Sono rimaste le file ai caselli per andare in spiaggia. Noi siamo pronti, l'avevamo previsto, l'abbiamo comunicato già da giorni con tutti i nostri mezzi, anche dai pannelli messaggio variabile, avvisando anche chi guida mezzi pesanti già da una settimana a questa parte. Quindi abbiamo un'organizzazione da giornata di esodo da codice rosso, anche se questa era una giornata da codice giallo, quindi noi siamo strutturati e pronti per ogni evenienza. L'ultimo fine settimana di maggio ha regalato code e disagi autostradali, ma perlomeno si è scongiurato il temutissimo effetto Brennero, con le chiusure oltreconfine per manifestazioni ambientaliste che non hanno troppo intaccato lo scorrimento dei flussi in Italia. A ogni modo le difficoltà maggiori le hanno sperimentate le uscite rivierasche e i loro caselli, visti i corposi flussi per sfruttare il caldo del fine settimana. Le previsioni comunque sono quelle che avevamo detto, c'è traffico intenso, c'è coda tra in est, quindi direzione Trieste, fra Meolo e Portogruaro. Sui caselli che portano alle riviere c'è molto traffico, abbiamo dei piazzali pieni. Degno di nota è il casello di Latisana, quindi verso le nostre riviere abbiamo più che raddoppiato il traffico di uscita. Non pensiamo di avere un numero elevato rispetto al previsto di mezzi pesanti, dalle informazioni che abbiamo anche con le concessionarie limitrofe. Sicuramente ci aspettiamo durante la giornata fino a tardo pomeriggio ancora traffico intenso, sempre dovuto al raggiungimento delle mete turistiche. E insomma un ponte del 2 giugno impegnativo per il traffico. Allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Riprendiamo la diretta da studio, ben trovati con la nostra prima edizione, è davvero una ultima domenica di maggio ricca purtroppo di cronaca. Andiamo sul homepage della Nuova Venezia con un'altra immagine, un'altra foto della tragedia che è accaduta alle 9 di questa mattina a Teglio Veneto. Siamo ai confini tra la provincia di Venezia e il Friuli Venezia Giulia, con l'esplosione di una bombola nel garage di casa di questa famiglia, un uomo di 65 anni che ha perso la vita sul colpo. Vedete poi lo stato in cui è ridotta l'abitazione, davvero incredibile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'esplosione sarebbe stata innescata da una scintilla generata, come dicevamo prima, dall'impianto di sollevamento del basculante del garage in cui era presente una bombola del gas e tant'è l'abitazione, lo vedete, l'edificio è ridotto in queste condizioni. Per il 65enne non c'è stato nulla da fare. I lanci di notizie che si susseguono parlano anche di un ferito, ma naturalmente nei telegiornali di questa sera cercheremo di darvi ulteriori dettagli. A Vittorio Veneto adesso, dove rimane l'apprensione per il caso di rabbia canina che è scoppiato nei giorni scorsi, l'azienda sanitaria ha fatto sapere che per la giornata di oggi non dovrebbero esserci ulteriori aggiornamenti dei numeri. Certo che c'è stata una pioggia di telefonate con richieste di informazione e già ieri è salito il numero delle persone sotto osservazione e degli animali in isolamento. Sono salite a 32 le persone sotto osservazione e 10 i cani isolati dopo il caso di rabbia canina scoppiato pochi giorni fa a Vittorio Veneto. Uomini e donne entrate in contatto con la padrona di questo meticcio importato dal Marocco senza seguire le procedure, che ieri è deceduto. Animale che sarebbe entrato in contatto con 10 esemplari ora nella struttura di Ponzano, dove rimarranno per 60 giorni. L'episodio sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante una passeggiata con tutti i cani coinvolti al guinzaglio di un dog sitter lungo questo parchetto dietro al brolo del monastero di San Giacomo di Veglia. Un caso che ha portato apprensione in città, testimoniata dalla serie di telefonate arrivate sia al servizio di igiene e sanità pubblica che al servizio veterinario per avere informazioni. Preoccupato per questa cosa della rabbia? Sì, perché ci sono tanti cani e quindi c'è un pericolo
e soprattutto il mio quartiere, San Giacomo. Adesso bisogna vedere se riusciamo a vaccinarli tutti, ce n'è vaccini a sufficienza, che adesso il mio è piccolino, oggi è sabato, domenica, qui è abbastanza impegnativa questa cosa. Poi c'è chi seguendo le regole si sente tranquilla. Io e il mio cane l'ho vaccinato, quindi sono tranquilla per questo. Ho sentito sì che c'era questo caso, però non ho letto, non ho approfondito, quindi non so più di tanto. Però insomma se i cani vengono vaccinati non ci sono preoccupazioni. È chiaro che non tutti li vaccinano. Il Comune calcola che oltre 4.000 cani dovranno essere vaccinati, ovviamente a spese dei loro padroni. Questa campagna vaccinale è a carico dei proprietari degli animali, i quali hanno 2 settimane, 15 giorni, per contattare il proprio medico veterinario e concordare con lui un appuntamento per poi proseguire per il vaccino. Stessa cosa invece deve contattare il veterinario chi ha un gatto proprio. Sì, esatto, l'ordinanza è riferita sia ai cani che ai gatti o anche ai furetti magari, e devono appunto anche i gatti seguire questa profilassi. Mentre si calcola in poco meno di 1 migliaio i gatti delle colonie che invece verranno vaccinati dal servizio veterinario dell'USL. Ed è proprio sui felini di proprietà che il sindaco chiede buon senso in quanto sprovvisti di microchip e quindi non tracciabili. E poi c'è il furto davvero shock a Montebelluna, dove è stata rubata la statua che ricorda i caduti nei lager nazisti, con il sindaco che davvero non ha esitato a dimostrare, a esprimere la sua rabbia. Un gesto vile, non solo perché deturpa un bene pubblico ovviamente, ma soprattutto perché insulta tutta la memoria della comunità montebellunese e di tutti i nostri parenti, nonni, zii che hanno dovuto subire le angherie naziste e sono stati rinchiusi nei campi di concentramento. Le indagini sono in corso, stiamo verificando le telecamere. Doppio analogo episodio con soggetti che entrano in locali pubblici armati. Partiamo da Schio, dove un uomo ha fatto irruzione con un fucile in 2 locali pubblici di Vicenza. In casa trovati fucili, munizioni, armi. È stato, come detto, arrestato proprio a Schio grazie all'impiego congiunto di uomini della squadra mobili, delle volanti e della Digos. Trovato con un arsenale in casa e strumenti atti ad offendere, un cittadino di nazionalità rumena è stato arrestato dalla squadra mobile di Vicenza. L'indagine è iniziata in serata dopo che era arrivata la segnalazione da 2 esercizi pubblici in Viale San Lazzaro che riferivano dell'irruzione di un uomo a volto coperto che, imbracciando un fucile, aveva minacciato i clienti seminando il panico per poi fuggire su un'auto. I poliziotti sono riusciti ad individuare la direzione di marcia dell'auto ritrovandola all'interno di un cortile di un'abitazione a Schio. Trovata la dimora del sospettato, è scattato così il blitz. Entrati da una porta finestra aperta, lo hanno immobilizzato. La perquisizione ha portato alla scoperta di 8 fucili da caccia, tra cui doppiette ed un semiautomatico, per i quali sono in corso accertamenti per risalire alla loro provenienza. Sono state sequestrate munizioni, 2 accette, una mazza da baseball, un coltello, una bomboletta di spray al peperoncino, un passamontagna e diversi attrezzi atti allo scasso. Appoggiati ad una sedia anche gli indumenti che risulterebbero corrispondenti a quelli utilizzati durante l'irruzione nei 2 locali pubblici di Vicenza. L'uomo è stato così arrestato con l'accusa di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, ricettazione, procurato all'arma in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La polizia sospetta il coinvolgimento di un complice, per cui sono ancora in corso indagini serrate. A ringraziare i poliziotti per l'intervento lampo, il plauso del sindaco Possamai. Un episodio grave, inaccettabile, ma l'intervento della polizia sottolinea come davvero da parte delle forze dell'ordine ci sia la massima presenza, pur in condizioni difficilissime di carenza d'organico, per cui a loro va il nostro grazie. A San Giorgio in Bosco un caso simile, armato di coltello e fucile soft air all'interno di un bar. Un uomo è stato fermato e denunciato dai carabinieri.
Ha seminato il panico armato di fucile e coltello. L'allarme è scattato mercoledì sera dopo la telefonata del titolare del bar di un'area di servizio di San Giorgio in Bosco, che ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un uomo a torso nudo, visibilmente agitato e soprattutto armato. I carabinieri arrivati sul posto hanno fermato l'uomo mentre si trovava sul retro del locale. In mano aveva ancora un fucile da soft air e un coltello da cucina con 20 cm di lama. Le armi sono state sequestrate. L'uomo si è giustificato dicendo di essere stato aggredito da poco da uno sconosciuto e stava cercando di difendersi. È stato comunque denunciato per porto abusivo d'armi. Incursione di altro genere, siamo a Padova nella Basilica del Santo, dove un uomo completamente ubriaco è entrato e si è messo a urinare su un muretto all'interno di uno dei chiostri dell'area monumentale. La polizia, allertata dal frate custode, ha bloccato un 52enne marocchino con numerosi precedenti per rapina, furto, spaccio, percosse, danneggiamenti e ubriachezza molesta. L'uomo si era reso protagonista dello stesso gesto qualche giorno fa, ma si era allontanato in fretta. Stavolta gli agenti lo hanno trovato disteso su una panca. Il questore ha disposto l'avviso orale e il collocamento al centro per il rimpatrio di Brindisi. C'è un aggiornamento sul caso con cui abbiamo aperto questa nostra edizione, le minacce al cronista vicentino Adriano Cappellari per i suoi articoli sulla realtà di Caivano. Si è espressa la Premier Giorgia Meloni, tra l'altro destinataria anche lei, a quanto si è preso finora, di minacce contenute nel biglietto lasciato sul posto. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ad Adriano Cappellari, oggetto questa notte di un gravissimo attentato incendiario nella sua abitazione a Enego. Minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano e sul prezioso impegno di chi, come Don Maurizio Patriciello, è in prima linea al servizio della propria comunità è inaccettabile e rappresenta un attacco irricevibile alla libertà di stampa e informazione. Così la Presidente del Consiglio. Sono certa che Adriano Cappellari non si farà intimidire, continuerà a portare avanti il suo lavoro come ha fatto finora. L'Italia ha bisogno di giovani coraggiosi come lui, che non hanno paura di denunciare, di documentare ciò che non funziona per tentare di cambiarlo e rendere la nostra società più giusta e forte. Un abbraccio, conclude, ad Adriano, alla sua famiglia e ai suoi colleghi della redazione dell'Altopiano. Maxi stretta della polizia contro la criminalità. Dalla laguna al litorale, arrestate 8 persone, sequestrati 8 kg di stupefacenti insieme ad armi da taglio. 8 persone arrestate e oltre 8 kg di droga sequestrati. È il bilancio del Maxi Blitz della Polizia di Stato che ha attraversato l'intera provincia di Venezia, dal centro storico alle spiagge del litorale. I controlli, coordinati dalla squadra mobile di Venezia, hanno interessato il capoluogo, la terraferma e le località di Jesolo e Chioggia, portando all'identificazione di 244 persone, tra cui 22 minorenni. La lotta al traffico, allo spaccio di sostanze stupefacenti è tra le nostre priorità, anzi io la metto al primo posto, perché a questi fenomeni criminali ne sono collegati tanti altri, perché alla droga sono collegati i furti, sono collegate le rapine, sono collegate le truffe e allo spaccio di sostanze stupefacenti è collegato in qualche modo anche quel senso di insicurezza e di degrado che viviamo nelle nostre città. Nello specifico, 3 cittadini tunisini sono stati arrestati per reati contro la persona e altre 5 persone, un senegalese, un albanese e 3 tunisini, sono state fermate in flagranza di reato per spaccio, rapine, furti, scippi e lesioni. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno sequestrato 4 coltelli e oltre 8 kg di droga, prevalentemente cocaina, oltre a circa un etto di hashish e 60 grammi di marijuana. L'operazione si inserisce nel piano straordinario di controlli della Polizia di Stato che a livello nazionale ha portato oltre a 1.300 arresti, al sequestro di circa 400 kg di sostanze stupefacenti, oltre a 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. Si tratta di più operazioni fatte nell'ultimo periodo di tempo che hanno portato appunto a questi sequestri e a questi arresti. Posso dire appunto che abbiamo una squadra di investigatori, quella della squadra mobile, veramente molto attrezzata, che sta sul pezzo, ma anche l'attività di prevenzione, perché poi molte attività di sequestro e di arresto passano anche attraverso il pattugliamento del territorio, quindi è una giornata in cui bisogna fare i complimenti a tutti.
Controlli nelle scuole, nei locali, nei luoghi di ritrovo. A Belluno è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine contro spaccio e criminalità diffusa. Controlli a tappeto in tutto il bellunese nell'ambito di una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa. In campo la squadra mobile di Belluno con il supporto delle volanti della Polizia Amministrativa, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell'Unità Cinofila Antidroga, della Questura di Padova. Le verifiche hanno interessato diversi comuni della provincia con controlli su persone, locali pubblici e punti di aggregazione. Il bilancio parla di 161 persone identificate, tra cui 46 minorenni. Particolare attenzione è stata rivolta alle scuole. In un istituto di Longarone i cani antidroga hanno consentito di rinvenire e sequestrare uno spinello di marijuana, mentre una modica quantità della stessa sostanza è stata trovata all'interno di una struttura ricettiva della provincia. Sotto la lente anche diverse sale slot e 4 strutture ricettive tra Belluno, Feltre e Sette Ville. Un'operazione che conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio e ai fenomeni di microcriminalità sul territorio che potrebbe riservare sviluppi. Torniamo sulla tragedia dei sub alle Maldive. Nelle scorse ore a Genova celebrati i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacala. A Padova invece l'addio a Gianluca Benedetti, il sub morto insieme agli altri 4 compagni di escursione. Oltre 300 persone si sono strette a Mamma Paola. È una roccia che resiste nel mare profondo del dolore, un dolore che è abisso come quello che le ha portato via l'unico figlio. Mamma Paola accompagna il feretro del suo Gianluca, vicino a lei Silvia, la compagna del 44enne sub padovano, morto nelle acque delle Maldive insieme ad altri 5 connazionali durante un'immersione a scopo scientifico lo scorso 14 maggio. La bara chiara, le rose bianche scelte per l'addio, l'abbraccio di tutta la comunità per Gianluca Benedetti. Nella chiesa del Cristo Re a Padova il ricordo della grande passione per il mare che ha strappato l'istruttore di sub alla sua famiglia. Nell'omelia il parroco ha ricordato la grande esperienza del 44enne e il suo grande amore per l'ambiente marino, natura bellissima ma imperfetta che ci porta via brave persone come Gianluca, ha detto il sacerdote. Ha guidato tante persone a scoprire la bellezza misteriosa dei fondali marini. Ora questa morte così dolorosa ci aiuti a scoprire nella fede l'altra riva di pienezza, il compimento dell'amore che Gianluca ha raggiunto. Un passato da bancario, poi la scelta di lasciare tutto per seguire la sua passione, il mare. Gianluca viveva da tempo alle Maldive ma tornava a Padova da mamma Paola. Un sub esperto e preparato, il ricordo dell'ex allenatore Marco Ilotti nelle parole lette in chiesa che parlano di coraggio e lealtà, una lealtà che per Gianluca si traduceva nel calcio come in mare nel non lasciare mai indietro nessuno. I familiari di Gianluca Benedetti e gli amici, centinaia presenti ai funerali, ora chiedono solo di sapere con certezza cosa sia accaduto a quasi 60 metri di profondità nelle acque delle Maldive. Risposte che potrebbero arrivare dalle indagini della Procura di Roma e dagli esiti delle autopsie sui corpi dei 5 sub. Voltiamo pagina. Alle soglie dell'estate l'attività delle malghe sta ripartendo ma non senza difficoltà. Alla carenza d'acqua e ai costi energetici si aggiungono ora anche le multe con tanto di inseguimenti da parte dei carabinieri. Non bastavano i costi energetici e le ordinarie difficoltà di vita dell'alpeggio. Alcuni malgari del Grappa hanno ricevuto multe salate dai carabinieri forestali di Bassano durante il trasporto degli animali lungo la strada Cadorna. Noi giovedì siamo stati rincorsi dalla macchina dei carabinieri che stavano scendendo, poi ci hanno rincorso, ci hanno superato e fermato e poi venerdì mattina abbiamo avuto un verbale di 300 euro di multa. Per motivi che secondo noi non sono competenza dei carabinieri forestali. La principale incongruenza contestata era il numero degli animali trasportati, 10 invece dei 38 totali dichiarati e autorizzati dall'ULSS. Ogni giorno noi trasmettiamo il numero di capi che trasportiamo in malga e loro ci mandano il modello corrispondente con tutti i capi che vengono trasportati, poi fanno 2, 3 o 4 viaggi con quel bestiame, così funziona. A quanto racconta Raccanello, questa e altre multe elevate nei giorni scorsi sono un fatto inedito. Non ho mai avuto la sensazione di essere braccato in questa maniera, questa qua è una persecuzione, capisci? La sentiamo come una persecuzione, non qualcosa di normale.
Le multe sono state elevate in controlli tra il primo e il settimo tornante della strada Cadorna, tutta nel territorio di Romano Dezzelino, dove il sindaco si è già attivato. Ho avuto modo di interfacciarmi con i carabinieri per chiedere conto di questa attività, che non è tanto perché poi sfocia in sanzioni, quanto perché se fosse relativa a particolari attenzioni o controlli che erano necessari in questo periodo. Nel caso specifico la multa è stata di 300 euro, ma si può arrivare fino a 1500. In questi giorni cercherò di capire anche con l'azienda sanitaria e con i carabinieri la motivazione reale e se ci sono margini per almeno una riduzione di queste sanzioni. Resta l'amarezza di chi fatica a tenere in piedi l'attività di allevamento e produzione casearia. Delusi e preoccupati, perché non possiamo stare. Anche ieri pomeriggio alle 3 c'era un furgone di vacche che veniva su e dietro la macchina dei carabinieri che li rincorreva. Non è una vita semplice da qua, cioè non è un comportamento da normale, mi capisci? Questa è dunque la situazione. A Possagno invece torna a splendere nella Gipsoteca Canoviana l'ala realizzata dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. È stato rifatta la copertura del canocchiale, la parte più meridionale dell'ampliamento, ma poi sono stati attenzionati anche quelli che potrebbero essere definiti gli elementi di corredo e quindi quegli intonaci speciali che Scarpa stendeva sui suoi ampliamenti. Ma ancora è stato attenzionato anche l'esterno e quindi quel giardino al quale Carlo Scarpa aveva posto tanta attenzione, piantumando quelle essenze che lui aveva pensato 70 anni fa. Torna a splendere l'ala Scarpa all'interno della Gipsoteca Canoviana di Possagno dopo un lavoro di restauro portato avanti grazie a un finanziamento ministeriale di 460.000 euro stanziato su richiesta della sovrintendenza. A poco più di un anno dall'inaugurazione della rinnovata ala ottocentesca si taglia un nuovo nastro che riporta a splendere il museo che raccoglie i gesti del grande scultore neoclassico. Grazie a un lavoro corale, grazie a un lavoro multidisciplinare abbiamo avuto modo di onorare quello che è il lavoro realizzato dal grande architetto veneziano. Un'ala dal fascino inimitabile, all'interno della quale la luce mutevole che colpisce le statue dona incanto unico, quasi vitale, alle opere canoviane. E Possagno sempre più decisa a lavorare per la valorizzazione dell'intero patrimonio che porta la firma di Antonio Canova. Siamo orgogliosi e felici di poter restituire il patrimonio canoviano in piena tutela e restaurato. Prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi ovviamente sono il nostro tempio, perché se abbiamo riaperto le porte, sono state riaperte le porte, però ha bisogno degli interventi importanti, quindi ci concentreremo sul tempio. Andiamo in pubblicità adesso per qualche minuto, restate con noi. Di nuovo in diretta da studio, ultima parte della nostra prima edizione, è il momento della nostra rubrica dedicata ai percorsi della fede. Come ogni domenica diamo spazio a persone, protagonisti che raccontano le loro esperienze di vita e di fede. In questa puntata il nostro Lucio Zanato ha incontrato un ingegnere figlio di immigrati in Italia negli anni 70, particolare la sua esperienza in rapporto alle attuali seconde generazioni di immigrati, ma anche quella di fede iniziata con la comunità di Taizé in un incontro internazionale tenuto a Parigi. Vi ricordo che a seguire di questa lunga intervista ci saranno le previsioni del tempo e dopo la nostra prima edizione, come sempre, Igor e Davide Show, e alle 13.50 l'appuntamento con Agricoltura di sera. Grazie intanto a Francesca Pezzo e Antonio Pol in regia. Vi lascio a questa lunga intervista realizzata dal nostro Lucio Zanato. Benvenuti in un'altra puntata di Percorsi di vita e di fede. In questa domenica incontriamo Ale Oxenbarat, giusto? Oxenbarat, sì. Ecco, perfetto, grazie per essere qua con noi. Partiamo dal nome e dalla storia, quindi dal percorso di vita. Sì, io ho un doppio cognome, quindi Ale Oxenbarat, perché il mio papà è di origine uruguaiana e quindi in Uruguay, come nel Sud America e come in Spagna per esempio, si tiene il cognome sia del papà che della mamma
successiva generazione, quindi mio papà si chiama Ale Oxandabarat. Quando poi insieme con tutta la sua famiglia si è ritrasferito in Europa e quindi poi è venuto ad abitare in provincia di Treviso, ecco che ho in eredità questo cognome doppio, quindi Ale Oxandabarat. Per fortuna Alan è corto e quindi... Ecco, di quell'esperienza lì, di quel momento storico lì, che radici porta? Beh, allora, tanti racconti, in particolare dei miei nonni e anche di mio papà, insomma, della loro, diciamo, difficoltà di restare in quel paese per tutta una serie di vicissitudini anche politiche e degli anni passati a cercare il posto migliore in Europa per poi diventare stanziali in Europa, quindi i ricordi o i racconti di mio nonno che faceva il tragitto in nave, poi dormiva in Spagna da amici o in Germania da amici e in Italia, poi ha trovato il modo giusto e il luogo giusto per per poi portare tutta la sua famiglia. Di che anni parliamo? Inizi degli anni 70, sì, quindi fine 60, inizi 70, quindi poi mio papà è venuto... È uno strano caso di immigrazione? Esatto, all'opposto, esatto. Ma c'è una traccia di emigrazione italiana verso... Oppure è proprio diciamo, uno spostamento determinato da fattori storici proprio di quel paese? Ma allora, in Sud America in generale c'è molta immigrazione italiana, ci sono tanti immigrati italiani e tante famiglie. Soprattutto in Brasile e Argentina. Brasile, Argentina. Rio Grande do Sul, tanto per fare un nome. Esatto, l'Uruguay è proprio tra l'Argentina e il Brasile, poi c'è il Paraguay, quindi è proprio lì. Però diciamo i miei nonni, il mio nonno in particolare, ma anche la mia nonna, sono originari proprio di lì, anche se i due cognomi sono, uno è siriano e l'altro invece è dai Paesi Baschi francesi, quindi si sono incontrati dopo qualche secolo di storia e hanno generato mio papà e quindi poi riportandolo su. Come ci si sente ad essere un cittadino di fatto del mondo? Perché se c'è chi ha le radici ben precise, ben indirizzate, diciamo così, in un unico punto da generazioni, lei è la rappresentanza dell'universalità. Sì, diciamo che sono un concentrato di geni e di... come si vive? Cioè, comunque, perché mi viene interessante a questo punto chiedere come vede ad esempio il fenomeno dell'immigrazione nel nostro territorio. Allora, grazie della domanda perché è molto interessante. Diciamo, io mi sento, sono italiano, sono nato in Italia, mi sento italiano, non mi sentirei uruguaiano se dovessi ritornare. Però vedo mio papà è italiano anche lui, ma immagino anche il suo legame molto forte con la sua terra di origine. Io penso che se non ci fossero i legami poi che ti tengono, quindi la moglie, i figli, i nipoti, eccetera, io credo che mio papà, una volta in pensione, ritornerebbe sicuramente nel suo paese. Invece avere questo mix di... Quindi lei è una seconda generazione? Io sono una seconda generazione. È molto interessante sì. Questa esperienza, perché allora le seconde generazioni sono più portate a radicarsi in questo territorio? Questa potrebbe essere la nostra prospettiva? Allora, secondo me sì. Poi le dirò, mia mamma è veneta, diciamo, ecco, veneta storica, diciamo così. Però credo anche dipenda tantissimo da come, diciamo, adesso parlo di mio papà come l'immigrato che chiaramente si integra anche nel tessuto, nel territorio e sinceramente io di mio non mi sento assolutamente se non italiano, poi sono italiano però secondo me dipende tantissimo da come ci si riesce ad integrare. Cosa ha portato suo nonno quando è venuto a fare qui le prime volte? Cioè, che cosa ha portato in termini di conoscenza? Era un operaio oppure aveva conoscenze di tipo tecnico? Allora, mio nonno era dentista e sinceramente ha fatto veramente una campagna di marketing eccezionale, nel senso che ha visto... Quindi era professionalizzato? Era professionalizzato, sì. E ha notato che nel nostro Veneto di quegli anni probabilmente
per tutta una serie di vicissitudini, sarà l'alimentazione, sarà l'abitudine alla pulizia dentale, era proprio il posto migliore per rimpiantarsi come dentista, e infatti poi ha avuto il suo successo professionale, insomma è stato... E quindi il secondo elemento è rientrare o entrare, diciamo, in Italia con una professionalità aiuta un'integrazione. E questo credo proprio di sì. Non nascondo comunque che c'è stato forte, io l'ho vissuto in prima persona, un legame diciamo nascosto che poi si sublima nel momento dell'incontro, quando due persone, per esempio anche non propriamente uruguaiane, ma bastava che fossero del sud dell'America, c'è una catena di conoscenze eccetera che faceva sì che ogni domenica e ogni sabato a casa dei miei nonni ci fossero una moltitudine di persone che io non conoscevo, che però erano legate da, appunto, o erano di passaggio su Treviso e provenivano da Cile, Argentina, Brasile, Uruguay proprio, e si facevano queste rimpatriate proprio e grandi feste, insomma. Ecco, ma questo è un altro segnale importante, perché è la stessa cosa che capita ai nostri veneti quando vanno giù a Rio Grande do Sul, oppure quando da Rio Grande, ma basta anche, non so, gente di Arborea che viene qui ad esempio a Villorba, ogni volta questo fenomeno. Ecco, allora lei da esperienza personale come vede la possibilità, diciamo così, di avere un'universalità mondiale proprio legata a questi fenomeni immigratori e immigratori, considerando che noi siamo in denatalità totale, quindi il nostro territorio, la nostra Europa è inevitabile che poi, come dire, abbia delle fortissime contaminazioni. E come gestirle? Allora, io ritengo personalmente, quello che ho vissuto personalmente è che questa integrazione ha portato delle vivacità, ecco, e delle esperienze comunque molto positive. Dipende sempre da due fattori, ci si integra in due, secondo me, gli ingranaggi sono sempre due, quindi secondo me c'è sia... Qui invece è un ingegnere, mi pare. Sì, esatto, un po' sì. Gli ingranaggi sono due. Gli ingranaggi sono due e bisogna entrambi voler integrarsi, però proprio come ingegnere dico questo, l'integrazione, o più matematico che altro, è una funzione che aumenta il valore di una funzione, ad esempio. Non è un qualcosa che la diminuisce, non la diminuisce. In verità la somma di 1 più 1 quando ti integri non fa 2 ma fa di più. Forse perché chi si vuole integrare ha una spinta, è più motivato? C'è una spinta in più, c'è una motivazione in più. È chiaro che bisogna essere in due. E soprattutto bisogna comunque che chi arrivi con, secondo me, una predisposizione ad integrarsi, sì, e non a, come dire, a prevaricare, mettiamola così. Sì, tenga conto che secondo me c'è una intrinseca sofferenza di chi emigra, perché comunque lascia le sue radici, lascia il suo territorio. E quindi alcune volte quello che penso, quello che ho visto, c'è una certa volontà di fare clan, ok? Perché si ricreano si pare di ricreare, no, quei legami che tu hai dovuto lasciare, perché sei dovuto andare via nel posto dove sei nato, nel posto dove gli odori, il calore è diverso, ok? E quindi c'è questo rischio qua. Quindi questa è un'esperienza che è tramandata dal nonno al papà a lei, perché essendo di fatto una seconda generazione, questi profumi, queste cose le ha sentite relativamente, andando ogni tanto lì? Solo nei racconti. Io sono tornato solamente una volta sola in Uruguay, infatti uno dei desideri sarà di ritornarci possibilmente a breve anche con le mie figlie, che chiedono dove è nato il nonno, com'è il paese del nonno, eccetera. E chiaramente ricordo pochissimo, solamente qualche flash, qualche immagine, ma niente di più. E sì, quindi ritengo così. C'è questo rischio di fare clan, che però dovremmo sempre ricordarci della sofferenza che chi è uscito dal suo paese si porta.
purtroppo alle volte può generare anche atti non consoni, quindi si può passare anche a livello di violenza, però è più quando si creano fenomeni di emarginazione, non di integrazione. Esatto. Quindi ecco, se devo fare un riassunto di cosa mi porto in corpo di questo mix di geni, è che prima di tutto dovremmo imparare, ma parlo per me stesso in primis, a non giudicare, perché l'altro si porta dietro una storia che noi non conosciamo e lotta la sua battaglia ogni giorno e noi non la conosciamo, quindi provare a fare un passo indietro potrebbe essere un modo per integrarsi meglio. L'ascolto sì, è sicuramente importante. Ecco, a questo punto entriamo invece nel percorso di fede, perché è la seconda parte della nostra intervista. La fede ad esempio in quel paese e la fede invece qui? Beh, allora del paese dell'Uruguay io non di lo famiglia, so. voglio dire. Allora, io ho un percorso di fede particolarmente, forse tutti quanti ce l'hanno particolare, il mio è questo. I miei genitori sono molto diversi da questo punto di vista. Il mio papà non è credente e chiaramente non pratica, mia mamma credente, da una famiglia credente ma poco praticante, ecco. Quindi io ho vissuto tutta l'adolescenza facendo le comunione cresima, perché chissà mai che magari ti sposi una cattolica, ecco, questo è un po' il tema, avere tutte le carte in regola per poter eventualmente sposarsi in chiesa. E poi veramente in maniera quasi casuale i miei genitori, che comunque hanno dei legami con i genitori della loro età, insomma, quindi con figli della mia età all'epoca, avevo 17 anni, avevano figli appunto che frequentavano la parrocchia. E in quell'anno, fine del 1994, la parrocchia organizzava un viaggio a Parigi con la comunità di Taizé. E lì è stato per me il mio primo entrare in parrocchia, fino a prima non ero mai andato. E al netto della mia poca preparazione in quel momento di capire proprio l'esperienza, che per me è stata un po' difficoltosa, perché ricordo eravamo seduti in fiera, quindi il freddo, eccetera. Sì, poi parleremo un po', racconteremo a chi non conosce cosa vuol dire partecipare a questi eventi della comunità di Taizé. Esatto. Quindi la prima esperienza a Parigi è stata quasi drammatica, insomma. Allora, per me sì, perché mi aspettavo di una gita turistica a Parigi, invece non lo era per niente. Però anche perché 17 anni? Sì, 17. A 17 anni uno si aspetta magari qualcos'altro. Qualche tipo di folie bergère, insomma, no? Esatto. Le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, la Ville Lumière, eccetera. E invece? In verità ho conosciuto delle persone che mi hanno ascoltato e accolto per com'ero e non mi hanno fatto domande del mio percorso precedente. E mi hanno accolto così com'ero, e questo è stato secondo me una delle cose che ha fatto scattare l'affetto e la stima per le persone appunto che sono stati i miei animatori in primis. Ma ha acceso anche un bisogno, cioè un bisogno di fede, oppure il bisogno c'era però non era inespresso per una questione familiare? Allora, il bisogno c'è sempre. E in particolare quando hai dai 15 ai 18 anni, poi noi maschi ci arriviamo un po' dopo, forse per le femmine, io ho 3 figlie femmine, quindi vedo delle dinamiche un po' anticipate rispetto sono anche altre generazioni, quelle attuali, sicuramente esatto. Molto più precoci. Esattamente, però il bisogno, la domanda di senso c'è sempre e continua ad esserci sempre, e ha trovato espressione. E ha trovato una cosa interessante, che è questa accoglienza, del tuo percorso, delle tue anche difficoltà, oppure la difficoltà anche di porsi la domanda giusta, ecco. Io l'ho vissuta così. E poi appunto è evoluto, perché grazie all'aggancio degli animatori poi ho conosciuto Don Adelino, che all'epoca era parroco a Olmi. E via via ho continuato e cominciato a frequentare la parrocchia. Quindi partendo da un bisogno di una risposta sostanzialmente, che è una risposta che può essere di fede ma anche razionale, sì. E qual è stato lo scambio per cui un ingegnere che ha studiato dell'ingegnere sceglie l'altra via?
e non quella della razionalità? Allora, la razionalità risponde a tantissime questioni e bisogna usarla spesso anche, e bisogna usarla il più possibile, ecco. Però nella fede la razionalità... Beh, si può essere razionali anche nella fede, però ci sono delle risposte dove la ragione non arriva e sono le domande intime che ciascuno ha. Io le dico che quello che ha proprio fatto scattare è stato sempre un'esperienza a Taizé, però a Taizé, nel quale io avevo un subbuglio interiore, non sapevo cosa fare, cosa non fare, eccetera. Il sentirsi completamente perdonato, indipendentemente da quello che tu sei, che hai fatto, che non hai fatto, che hai pensato, che non hai pensato, ecco, questo da quegli anni lì, quindi da 18 anni, per me è un qualcosa che rimane vivo. Quindi tradotto, da una parte c'era un animo in pena perché c'erano dei dubbi oppure dei traguardi non raggiunti o difficili da raggiungere, dall'altra invece è arrivata questa serenità perché comunque qualunque cosa capiti, come dire, si vola molto più alto. Esattamente, esattamente. Cioè in quel momento lì io che mi sentivo non adeguato, ecco, mi sono sentito... Parliamo di 19 anni, giusto? 19 anni, sì, 19 anni, sì, sì. Che è un momento, insomma, che capita a tutti, magari un po' più avanti, un po' più indietro, però uno ha un attimo nella propria vita uno scambio dove dice ma dove sono, chi sono, perché sono e forse sono all'altezza di esserci. Esattamente. In quel momento lì, quello che mi sono sentito, non ho sentito voci né cose, ma dentro il fatto di vai bene così e vai avanti. E questo ti ha permesso di costruire il resto della vita, di fatto? È stata la base su cui costruire la casa sulla roccia? Allora, secondo me sì, nel senso che poi se ti senti inadeguato fai fatica anche a progettare, anzi sicuramente fai fatica a progettare proprio perché non ti pare di poter fare un passo avanti, no? Sei sempre paura di farlo, mai lo farai. Invece, a parte se costruisci una casa con le fondamenta nella sabbia. È difficile, è molto difficile. D'altronde, sì, la metafora è proprio quella. E sì, mi ha permesso di, diciamo, intraprendere degli studi di ingegneria in quel momento lì. Non facili. Non facili, portati avanti insieme a una comunità. La scelta di dove farla, l'università, io ho fatto l'università a Padova, è stata anche dettata dal fatto di avere dei compagni di viaggio, okay? Quindi amici magari 1 anno, 2 anni più grandi, che avevano intrapreso quello stesso percorso, abbiamo condiviso lo stesso convitto, diciamo, e questo mi ha permesso anche di limare le parti del mio carattere che ancora sono da limare e proseguire, quindi vincere alcune difficoltà e aiutare gli altri, cioè è stato un po' tirarsi la volata insieme e ha creato dei legami che durano a distanza di 30 anni. Quindi di fatto la fede ha aiutato non solo a cominciare a costruire, ma ha creato quel legame per non costruire da solo, ma costruire una comunità. Sì, che è una fede che si è concretizzata tramite le persone che assieme hanno lavorato insieme con la massima, diciamo, nella versione migliore che potevano dare. Quindi sicuramente la fede ha aiutato a dare risposta ad alcune domande di senso e profonde, ma nel concreto persone che hanno condiviso le stesse dinamiche, ecco, di fede mi hanno aiutato, e io penso di aver aiutato loro per quel poco che ho potuto fare a appunto fare quel passaggio in più per costruire la famosa casa, ecco. Mi fa pensare molto, probabilmente, non so perché, ma in questo momento sto pensando molto a quella che deve essere stata l'esperienza degli apostoli insieme.
Oddio, sì, loro erano molto bravi e molto estremi. Erano anche molto più su, sicuramente. Certo. Però voglio dire, il senso è quello, no? Sì, è anche vero. Condividere la vita attraverso la fede, costruendo insieme il domani. Certo, è anche vero che non voglio assolutamente paragonarmi agli apostoli, perché probabilmente non... Però anche loro all'epoca avevano avuto molti dubbi, molte incomprensioni, fino a che non hanno veramente capito, non avevano ancora capito proprio niente. E alle volte questa è la condizione che ci si trova a vivere nel momento dei passaggi importanti. La scelta dell'università è uno, l'entrata nel mondo del lavoro è un altro, scegliere... Però sapere di avere dietro una comunità che ti accoglie indipendentemente... ma solo perché tu sei e perché, come dire, condividi con loro questo percorso di vita, mi sembra già un bel passaggio in avanti. Io l'ho trovato fondamentale, e l'altra cosa che ho trovato fondamentale per me e per cui sarò riconoscente in vita alle persone che mi hanno accolto in questa maniera qui, è che indipendentemente dal mio percorso io sono stato trattato come se fossi il principe di quel momento, oppure il focus principale di quell'evento, di quella... Cioè quando lei ha chiesto aiuto per una scelta piuttosto che in una situazione di difficoltà, le persone c'erano. Quindi sì. Il senso di comunità attraverso la fede diventa veramente una forza importantissima per il singolo. Assolutamente sì, anche perché poi si declina, nella realtà si declina non tanto in preghiere o non solo in preghiere, ma all'interno di questo focus, ok? Che è la sequela di Gesù, e cercare di capire come farebbe lui se fosse qui al mio posto, e si instaurano tutta una serie di incontri di professionisti, di persone che ci hanno slanciato. Dico ci perché c'è una comunità che ti slancia verso argomenti altri che non sono quelli del tuo quotidiano, perché il quotidiano è normalmente banale, ripetitivo e un po' usurante. In verità cercare di andare oltre, farsi domande del futuro. Assolutamente sì, aiuta anche a vivere la banalità del quotidiano. Il nostro tempo sta già scivolando via, però la domanda è essenziale. Come sta trasmettendo questa sua esperienza alle due figlie? Mi pare che ha due figlie. Le tre figlie. Come le trasmette? In questo momento, tra l'altro, loro, mi pare di capire, sono adolescenti. Sì, diciamo la più grande ha 15 anni, poi ne ho un'altra di 12 e la più piccola ne ha 7. Allora io e anche mia moglie e insieme anche al gruppo di amici che sono la nostra comunità cerchiamo di dare l'esempio. Ovvero cerchiamo di porci le domande, attuare concretamente delle azioni, pensando al fatto che noi abbiamo una idea di fede che si traduce in quello che a nostro parere Gesù farebbe in questo momento, che vuol dire probabilmente amerebbe il più possibile, non giudicherebbe, proverebbe a dare il massimo di se stesso perché tutti gli altri possono godere di questo, di ogni cosa che stiamo facendo. Lo viviamo, cerchiamo di essere dei professionisti bravi, oltre che buoni, ma prima bravi, e cerchiamo di non dire mai male di nessuno, non parlare per niente, per esempio. Poi chissà se entrerà tutto questo nel... Infatti l'ultima domanda è, ma poi le sue figlie, il suo futuro, come sta rispondendo a queste sollecitazioni? Allora, bella domanda, perché è in itinere, quindi non ho la risposta finale. La cosa bella... Però i segnali quali sono? No, i segnali sono molto positivi, cioè sia io che mia moglie siamo estremamente contenti di come stanno approcciando al mondo le nostre figlie, con le loro difficoltà, con i loro alti e bassi, con le loro sfide. Però vedo che ce la stanno mettendo tutta e che stanno intessendo relazioni indipendentemente da con chi,
che le rendono felici e che rendono felici gli altri. Secondo me questa è la chiave di volta. E allora, avendo molti genitori al nostro ascolto, qual è il consiglio che si sente di dare a dei genitori che hanno dei figli adolescenti e che sentono che da una parte li stanno perdendo, dall'altra parte vorrebbero magari indirizzarli verso una strada di crescita, anche e soprattutto spirituale? Allora, se sapessi la risposta, penso che scriverei dei libri e vivrei di quello, ma purtroppo quello che posso dire... L'esempio, il suo esempio... Io credo che la difficoltà per un genitore, la vivo di per me, è il fatto di accettare che anche tuo figlio è tuo figlio perché l'hai generato tu, ma è altro da te. E quindi accettare anche se in qualche frangente il figlio non fa quello che tu avresti fatto al suo posto, perché lui è lui, o lei è lei in questo caso. E accettare, restare, essere disponibili ad ascoltare e esserci nel momento in cui il figlio, che quando è adolescente non vuole neanche che tu lo guardi, in verità è importante che lui sappia che tu magari fai finta di non guardare, ma ci sei. Però siamo in cammino tutti quanti. Grazie. Grazie a lei.